Un'autonomia ferma al palo in Friuli Venezia Giulia ed esempi virtuosi da seguire come le province autonome di Trento e Bolzano, questo quanto esposto nella conferenza stampa indetta dal Patto per l'Autonomia. Sì, noi crediamo sia necessario assolutamente dare uno slancio all'autonomia regionale, perché l'autonomia e la specialità regionale sono una cosa dinamica che deve essere costantemente aggiornata e integrata. Basta guardare quello che fanno le province autonome di Trento e di Bolzano, che richiedono nuove competenze sul commercio, sul governo del territorio, sui contratti pubblici, per fare prima e meglio dello Stato le cose che servono. Qui invece in 8 anni di amministrazione Federica è stato fatto pochissimo. Tra l'altro c'è una violazione palese anche del Consiglio regionale, del regolamento del Consiglio regionale, perché la Commissione paritetica, che è quell'organo che dovrebbe appunto procedere al confronto con lo Stato per aggiornare la nostra specialità, da quando si è insediata non è mai venuta a relazionare in Consiglio regionale, cosa che invece dovrebbe fare ogni 6 mesi. L'anno prossimo sarà l'80° dall'istituzione della regione e si pensa a iniziative specifiche per celebrare questo avvenimento. Abbiamo fatto una proposta fra le altre, quella di istituire la giornata dell'autonomia, che potrebbe essere quella del 27 di giugno, pensando alla data, al 27 giugno 1947, quando il senatore Tiziano Tessitori fece approvare l'emendamento che permise la nascita della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il prossimo anno ci saranno gli 80 anni da quell'avvenimento, crediamo sia una data simbolica che va ricordata. Oggi l'amministrazione regionale non sta usando la specialità e rischiamo di perderla se ci sono davvero intenzioni come quelle del Presidente del Veneto, che ha detto l'altro giorno che vuole lavorare alla macro regione del Nord. Con Moretuzzo è stata occasione anche per valutare le discussioni della maggioranza regionale sulle questioni della sanità. L'europarlamentare Cisin, vice segretaria della Lega Nord, dello stesso partito del presidente Federica, che di fatto prova a commissariare l'assessore Riccardi dicendo che tutto quello che è stato fatto in questi 8 anni è da rivedere, a partire dal piano della rete oncologica. Fratelli d'Italia, che l'anno scorso di fatto ha portato alle finte dimissioni di 7 assessori della giunta Federica. Ecco, io credo che non possiamo permetterci queste cose, non possiamo permetterci una sanità ostaggio delle faide interne alla maggioranza. Io credo che invece serva assolutamente uno sforzo bipartisan. Noi abbiamo sempre dato la nostra disponibilità a farlo in modo sensato e non strumentale, però la Giunta deve assolutamente su questo decidere cosa fare.